Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione. A cura del centro missionario della diocesi di Padova. Conduce Andrea Canton. Il viaggio di Pronto Mondo è iniziato già da qualche settimana e abbiamo avuto modo di ascoltare in diretta la voce di missionari padovani che si trovano in ogni angolo del mondo. C'è chi si trova nei paesi di destinazione da decenni e chi da pochi anni, c'è chi sa già che tornerà a casa in poco tempo, ma anche chi ha intenzione di restare lì per sempre. Nel caso di missionari religiosi, le usanze, i tempi sono molto diversi caso per caso, ma se vogliamo parlare di fidei donum diocesani, quindi espressione diretta della Chiesa locale, la logica ultimamente sta diventando quella di far tornare a casa i propri missionari dopo 8, 10 o 12 anni. Dopo un tempo di dono, di annuncio, è giusto ripiegare le vele e tornare a casa. Ma come si torna a casa? Si è gli stessi di prima, di 10, di 12 anni prima, o si è diventati una persona diversa? L'esperienza della missione è un'esperienza totalizzante, un'esperienza a volte capace di rinnovare l'entusiasmo, l'impegno e ad adottare modelli e stili di pastorale totalmente nuovi. Chi sono? Come operano i missionari rientrati che magari si confondono tra le nostre parrocchie? Cosa hanno di diverso rispetto agli altri religiosi e soprattutto che cosa hanno da donare alla nostra Chiesa di Padova? Lo scopriremo tra poco. Avremo in collegamento Don Giuseppe Alberti, parroco di Villafranca Padovana e anche moderatore dell'unità pastorale che racchiude le parrocchie di Villafranca, di Tagì di Sopra, Tagì di Sotto e di Ronchi. Don Giuseppe è stato per tanti anni, 11 anni per l'esattezza, in Ecuador, una delle 4 mete delle missioni diocesane, e vogliamo prima di introdurlo proprio avere una scheda, un approfondimento riguardo a questo paese del Centro America che forse pochi di noi conoscono davvero. Gli spagnoli, arrivati nel 1526, si trovarono di fronte a un paese già dilaniato da una guerra civile inca. Non ha mai avuto una storia tranquilla l'Ecuador, paese dell'America del Sud, attraversato dall'equatore, ai confini della Colombia e del Perù, con cui non si contano gli scontri. Un'estensione di poco inferiore all'Italia, ma con una popolazione, 16 milioni, che non arriva a un quarto dalla nostra. L'Ecuador è indipendente dal 1832. L'Ecuador ospita tesori naturali senza pari. Nelle famose isole Galapagos, Charles Darwin approfondì i suoi studi, mentre i suoi parchi nazionali sono patrimoni dell'umanità e arche di Noè per migliaia di specie differenti. Dopo secoli di miseria, negli ultimi anni l'economia dell'Ecuador ha iniziato a fare dei passi da gigante. La povertà si è più che dimezzata nel giro di 15 anni. La disoccupazione è di gran lunga inferiore a quella italiana. Graziata dal turismo, dalle risorse naturali e dalla naturale produttività della sua popolazione, l'Ecuador ha vissuto un periodo di riforme importanti, ma ancora sussistono forti limitazioni alla libertà di stampa e ai diritti civili, nonché alcune forti disparità tra la città e le periferie. La popolazione aspetta ancora il grande passo. Pronto mondo? Pronto mondo? Con noi in collegamento Don Giuseppe Alberti, parroco di Villafranca e moderatore dell'unità pastorale di Villafranca, Ronchi e Tagì di Sopra, Tagì di Sotto. Benvenuto Don Giuseppe. Grazie a voi per questa opportunità. Un saluto a tutti coloro che ci ascoltano. Don Giuseppe, tu sei stato missionario per tanti anni. Che anno sei partito? Che cosa ti ricordi dei mesi di preparazione? Io sono un missionario del terzo millennio, nel senso che sono partito nell'anno giubilare, nel 2000, in marzo, e la mia meta è stata l'Ecuador, precisamente nel nord, nella cittadina chiamata Tulcán, ai confini con la Colombia, lavorando soprattutto nell'ambito della formazione in un seminario, quindi accompagnando giovani in vista del sacerdozio.
Il mio impegno in ogni caso era aperto anche a realtà pastorali e poi anche per parecchi anni in servizio in carcere, dal 2000 al 2011 la mia esperienza. Ti aspettavi quando sei entrato in seminario di diventare missionario? Perché comunque quando uno va in seminario magari si aspetta nella chiesa diocesana di restare parroco, di fare dei servizi qui e non dall'altra parte del mondo. Ma io sono sincero, in realtà da piccolo ho sempre avuto una grande attrazione verso le imprese missionarie, leggevo Il Piccolo Missionario, ammiravo i comboniani, c'era una sensibilità di apertura verso le missioni, magari imparata anche nella famiglia e nella realtà parrocchiale. Il diventare prete per me in ogni caso includeva questa apertura tutto sommato. Io avevo dato la mia disponibilità nel caso ci fosse bisogno al vescovo di Padova di poter anche fare un'esperienza missionaria, ed è capitata l'occasione, dopo alcuni anni di presenza di servizio nel seminario minore, mi è stato chiesto di poter spiccare il volo e di andare in missione appunto in Ecuador, sempre nell'ambito della formazione e dell'accompagnamento dei giovani in vista del sacerdozio. Quindi sinceramente questo orizzonte non è mai mancato. Certo che io non avrei mai pensato di fare questa esperienza. Se dovessi descrivere l'Ecuador a un bambino di 5 anni o un ragazzo di 10, come lo racconteresti? Ma raccontare ai bambini è sempre difficile e entusiasmante allo stesso tempo. Sicuramente lo farei tentando di usare delle immagini e magari servirmi delle storie. Sicuramente l'esperienza missionaria in Ecuador è stata un'esperienza estremamente entusiasmante, perché è stata la possibilità di conoscere, pur nella sua lontananza e diversità, una realtà molto vicina a noi, sia per sensibilità religiosa, sono la maggioranza cristiani, ma anche perché in realtà l'umanità è uguale ovunque. Un bambino è sempre un bambino, un ragazzo e un giovane è sempre un ragazzo, un giovane che aspira, che sogna, che guarda al futuro. Le persone adulte vivono le stesse problematiche, ma anche gli stessi progetti. Quindi, nonostante le diversità, in fondo la persona umana è uguale ovunque, ha le stesse attese e ha gli stessi sogni. Ecco che mi sono quindi trovato a mio agio anche in quella realtà molto diversa, pur riconoscendo che all'inizio è stato abbastanza impegnativo. Che cos'è la cosa più diversa rispetto all'esperienza di vita di noi qui in Italia e della Chiesa italiana, in particolare la nostra padovana? Ma sicuramente l'approccio alle realtà è molto distinto. Noi abbiamo un approccio occidentale, schematico, razionalista, frettoloso, sempre in pressing costante. Là sicuramente l'approccio alla realtà è molto diverso e si vive nell'ambito delle relazioni, nell'ambito del lavoro e nell'ambito anche della fede. Quindi io definirei un modo più umano, e questo è anche una delle prime cose che tra l'altro mi ha colpito e che mi ha servito e mi ha fatto crescere, essere più umani, quindi un po' più lenti magari nelle cose, ma più attenti alle persone, più capaci di fare i passi secondo le nostre gambe, le nostre possibilità. Ecco, questa è una cosa sicuramente che mi pare abbastanza diversa e che mi sono portato a casa anche come ricchezza. Com'è cambiato l'Ecuador dal 2000, l'anno in cui è arrivato, al 2011, l'anno in cui è tornato in Italia? Questa è una bella domanda. In realtà c'è stato un tremendo cambiamento. I cambiamenti, lo sappiamo, sono molto forti ovunque, in ogni parte del mondo oggigiorno, ma non c'è dubbio che in quei paesi che noi chiamiamo del terzo mondo ho visto una tremenda evoluzione da tutti i punti di vista, dalle situazioni economiche e sociali, dalla quantità di macchine per esempio, o dalle situazioni nuove a livello sociale o di salute o di educazione che ho notato negli 11 anni nei quali sono stato là. Veramente un progresso impressionante, pur riconoscendo comunque che sacche di povertà, di miseria, di difficoltà permangono, non c'è dubbio, però era evidente, era palpabile questo continuo crescere che veramente dava anche speranza. Don Giuseppe, torniamo tra pochissimo perché vogliamo affrontare insieme l'argomento di oggi, che è il missionario quando rientra, che dono diventa per la Chiesa. Una piccola domanda a Don Gaetano Borgo, direttore del centro missionario della diocesi di Padova.
Qual è il contributo che i Fidei Donum rientrati possono dare alla Chiesa di Padova e cosa potrebbe fare anche il centro missionario per agevolare questo contributo? Ti ringrazio per questa domanda, perché è una domanda che allarga gli orizzonti, allarga il cuore. 60 anni quasi di storia dei Fidei Donum nella diocesi di Padova e questa comunione tra le chiese sorelle fa sì che diventa uno specchio di Vangelo, e penso che per la chiesa locale, sia che accoglie il Fidei Donum, sia la chiesa locale che poi riprende e riaccoglie come dono il Fidei Donum, parliamo di opportunità, perché quando si apre una finestra, ed è sempre una finestra sul mondo, ed è sempre una finestra di speranza, diventa un'opportunità, è una possibilità in più di saper parlare la grammatica del mondo, mettersi in ascolto della lingua del mondo, e noi sappiamo bene come il mondo sta cambiando continuamente il linguaggio. Il Fidei Donum ci dà la possibilità di usare e coniugare i verbi nel modo più importante e migliore per capire, comprendere le gioie e le fatiche dell'uomo di oggi. Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione. Pronto mondo? Don Giuseppe Alberti non ci risponde dall'altra parte del mondo, ma da qui, dal cuore della chiesa di Padova, più precisamente da Villafranca, dove è parroco e dove è anche moderatore dell'unità pastorale vicina. Don Giuseppe, il ritorno 2011 era atteso? Com'è stato dover rifare le valigie e tornare qui in Italia? Certamente anche ritornare come l'andare non è una cosa né facile né scontata. Tutti i passaggi importanti, forti della vita di ognuno hanno il loro costo, quindi questo è stato anche per me, devo riconoscerlo. D'altro canto è pur vero che pensavo peggio, sono sincero. Sarà perché ormai era programmato, sarà perché mi ero preparato psicologicamente, sarà che in qualche modo appena rientrato in Italia non ho avuto neanche quasi il tempo di pensarci troppo, di ascoltare la nostalgia che mi risuonava dentro. Ecco che ho dovuto immediatamente entrare nell'orizzonte di un nuovo impegno, appunto quello della parrocchia di Villafranca Padovana, dove sto lavorando attualmente. Lo dico tra parentesi, sono super felice di esserci e di essere entrato in questa realtà, chiusa parentesi. È pur vero che in ogni caso il rientro sempre ha la sua fatica, insomma. Noi quando viviamo anche esperienze pastorali o missionarie pur lontane, questo è sempre un creare legami e spezzarli o in qualche modo trovare nuovi equilibri perché ci si allontana non è mai facile. In ogni caso, eccoci qua, ricco, mi pare, arricchito sicuramente da un'esperienza veramente profonda che mi ha segnato e che porto nel cuore e che spero di tradurre in azioni pastorali, spero nuove, più efficaci, più autentiche, più evangeliche, più missionarie. Arriviamo al punto culmine di tutta questa puntata, l'argomento che vogliamo in qualche modo sviscerare. Siamo abituati a pensare al missionario diocesano come fidei donum, ovvero come dono della fede di una diocesi, di una chiesa, magari una chiesa ricca, una chiesa piena di preti, piena di risorse, a una chiesa povera del terzo mondo. La realtà è che questo dono della fede, dopo essere stato tanti anni nella meta di destinazione, a un certo punto torna e non è più lo stesso di prima, anzi diventa quasi quasi un dono della fede della chiesa del terzo mondo che non è più terzo mondo alla chiesa del primo mondo che non è più primo mondo in tutti i sensi. Come sei tornato in Italia e che dono della fede sei diventato? Che caratteristiche hai assunto? Ma io vorrei precisare proprio questo aspetto, fidei donum, dono della fede. Uno pensa di portarla, magari la riceve. Io credo che questa dinamica è intrinseca, è proprio dentro la realtà cristiana. Tu pensi di portare Gesù Cristo, invece vai là e ti viene donato, lo incontri, ti aveva già preceduto. Ecco, penso che questa è un'esperienza, tra l'altro, che ho sentito ribadire anche in tante altre occasioni da molti altri missionari. Quindi in realtà il dare è sempre un ricevere, anzi è più quello che ricevi di quello che dai, e quindi questa dinamica non è congiunturale, non è di adesso, non è che adesso cominciamo a ricevere, ma lo abbiamo sempre fatto. Se veramente diamo, ancora di più riceviamo. È come quando si mandano dei bytes per messaggi
ma sono molto di più i messaggi, le informazioni che si ricevono. Ecco, quindi anche l'esperienza cristiana, che mi pare la stessa dinamica umana, è quello che tu ricevi molto di più di quello che tu dai. Quando uno si apre veramente, ti viene addosso e ti arricchisce veramente una ricchezza immensa di umanità o di fede, secondo i piani nei quali noi ci poniamo. Quindi io sono tornato sicuramente arricchito, perché mi porto dietro, mi porto dentro non solo 11 anni di esperienze di vario tipo nell'accompagnamento di giovani desiderosi di fare una scelta definitiva al servizio del Signore, penso ai seminaristi, o di persone che hanno vissuto esperienze veramente allucinanti nel mondo della droga o nel mondo della prostituzione o di altre realtà tremende dal punto di vista umano che io ho incontrato in carcere, o altre persone che nella pastorale, nelle comunità, nelle parrocchie tentavano di vivere la loro esperienza di fede. Ecco, sicuramente tutte queste realtà me le porto dentro e stanno in qualche modo informando, sostenendo, illuminando e spero fecondando anche il mio modo di essere prete qui nella realtà in cui mi trovo ora. Quasi tutti i nostri missionari operano insieme in squadre sia in Ecuador che in Thailandia, in Kenya, in Brasile. È un caso che tu sia finito in unità pastorale o no? Ma guarda, io sono sempre stato fortunato, mi ritengo tale, perché ho sempre avuto l'occasione di lavorare insieme, prima come giovane cappellano, poi nell'ambito formativo qui a Padova, nei seminari, quindi come equipe formativa nel seminario di Tulcán, prima in collaborazione con altri preti diocesani di Padova, poi ahimè mi hanno abbandonato, per colpa loro ovviamente, ma per fortuna ho avuto la possibilità di continuare a collaborare, a lavorare insieme con preti locali di Tulcán, dell'Ecuador, e tra l'altro questo l'ho sentito ancora più arricchente per me, per un confronto ulteriore con persone dalla sensibilità altra, dalle quali potevo ulteriormente imparare. Ecco, quindi non penso che sia un caso che ora mi trovi a lavorare in unità pastorale, in ogni caso è un servizio, è una situazione nel quale mi trovo, un servizio che mi è stato chiesto, però ci sto dentro volentieri, pur cosciente della complessità e delle fatiche che questo comporta, ma anche allo stesso tempo profondamente convinto dell'arricchimento che ne ricevo, dello stimolo di apertura, di un allenamento costante a vivere in ascolto, in una collaborazione, un vivere comunione, che poi è il senso, l'essenza profonda dell'essere Chiesa e della testimonianza cristiana anche oggi. Un'ultima domanda: qual è l'elemento che i missionari di Padova e la missione di Padova può insegnare alla nostra Chiesa in questo periodo di così importante rinnovamento? Ma sicuramente penso questo atteggiamento di Chiesa in uscita, scusate se uso questa espressione che è di moda, che sa usare sovente il Papa, ma che mi pare è quello che è chiamata a essere la Chiesa oggi, non più una Chiesa chiusa, ma una Chiesa aperta, non una pastorale di conservazione, si dice spesso, ma una pastorale missionaria. Ecco, penso che questo elemento in uscita, questa Chiesa estroversa, è proprio quello che ci viene chiesto, non più chiusi nelle sacrestie. È un'espressione che si usa spesso, non vorremmo restasse però uno slogan. Ecco, per me, per esempio, anche per essere concreti, è stato altamente utile e veramente edificante poter visitare tutte le famiglie della parrocchia dove mi trovo ora. Veramente un'esperienza impegnativa, sono sincero, dura, ma quanto mai stimolante e bella sia dal punto di vista umano che cristiano. Quindi una Chiesa che sa andare verso, che sa incontrare, che esce, che ha la capacità di aprirsi e di fare passi verso l'altro, qualsiasi situazione o persona possa incontrare. Mi pare che questo è in generale un input, un insegnamento, un'esperienza, ma anche una missione, nel senso forte del termine, che è chiamata a vivere la Chiesa oggi, anche la Chiesa di Padova ovviamente. Grazie Don Giuseppe, buon cammino e buona missione qui nelle nostre parrocchie. Grazie a te e grazie a voi che ci avete ascoltato, arrivederci. Anche oggi siamo arrivati al termine del nostro viaggio, un viaggio che riprenderemo la settimana prossima in un altro luogo del mondo, ancora nel cuore della missione, perché la missione è tutto il mondo. Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione, a cura del Centro Missionario della Diocesi di Padova.